Dovremmo essere quasi pronti, ci siamo quasi tutti, quasi, quasi, aspetta un attimo, c'è ancora il tempo, è anche la prima volta che devono prepararsi. Allora. Fammi una prova di click. Cos'è che non trovi? Cos'è che non trovi? Le cuffiette Sony. Io ne ho un paio di questi qua. Prendo. Aspetta Paolo. Le cuffiette le Sony. Ti prendo un paio di... Non è che tu le Sony, Paolo. Ah, sono qua? Queste qua? Bravissimo. Lo so. Oh, allora dovremmo esserci, mi ha trovato anche Forse. l'ultimo elemento Papà. che mancava, ma a questo punto diciamo io posso cominciare a rompere un po' il ghiaccio, anche perché questa è la vostra prima uscita live, dico bene? A quanto pare. Signori e signori, per la prima volta qui al Lab e per la prima volta dal vivo abbiamo una eco. Facciamo un applauso. Io ho visto solo delle cose, diciamo, di voi in una cameretta che suonate in un posto piccolissimo. Siamo sempre chiusi in una cameretta. Sempre chiusi. Ma di chi è la cameretta? È nostra. Vostra, diciamo, avete preso una cameretta, diciamo, una stanza, no, prendiamo una cameretta. Siamo dei topi da biblioteca. Allora immagino che lì starete immaginando chissà quali brani, chissà quali alchimie sonore, però giustamente bisogna anche provarlo ogni tanto dal vivo, no? Per Ovviamente, vedere qual è siamo la qui per reazione del questo. pubblico. Beh, stasera direi che la reazione del pubblico, se non altro, c'è una certa aspettativa, perché insomma sono venuti a trovarvi un po' di amici, Qualche un po' di amico. fan. Fateli sentire, che questa è la prima volta, scusa, sfogatevi, no? Vediamo. Scusa, non facciamo troppo indorinesi qua, scusa, è la prima volta che suona, diamogli un po' di, come dire, di grasso che cola. Allora, tutti i brani originali questa sera, quindi non si sfugge. Nessuna cover. Quindi diciamo qualche cosa sul testo, diamogli ancora, potrebbe cambiare perché li stanno scrivendo, li stanno facendo. Con che cosa volete partire? Partiamo con una canzone che si intitola Espero ed è una specie di versione musicata di una poesia di metà Ottocento di un poeta di origini rumene di nome Eminescu, molto bella. Benissimo, allora partiamo così, alziamo il livello. La poesia è io, bella. io pensavo fosse una cosa un po' più stessa, invece ragazzi qua si studia, qua c'è poesia, ladies and gentlemen, questa è una eco. Yes. Passa.
Velieri bui, gli occhi tuoi liquidi chiamano a sé l'immensità, riflettono notte bagliori sul mare. Sorgo per te da abissi blu, filtrerò lieve nei sogni tuoi, rinuncerei all'eternità per sfiorare un'ora i tuoi petali. Rimarrò qui se mi aspetterai, l'alta marea ci affonderà se non svanirai. Busso ai tuoi giorni invisibile, alla deriva in un limbo con te, e senza pietà non guarderai. Velieri bui, gli occhi tuoi liquidi, rimarrò qui se mi aspetterai, l'alta marea ci cullerà quando svanirai. Converge verso il centro del quadro, scorre verso me il tuo sguardo, supero la disfunzione, nuoto in te traghetto nere navi che solcano oceani disegnati per noi due, precipito con te nel vuoto. Dai presto torna fuori il buio ed il tuo cuore nero, sei come lo specchio concavo che brilla, incendia e poi consuma, sei la fredda voce che canticchia, ride, scalcia dentro la tua testa, sei l'orso ballerino che volteggia, sordo e cieco e ci calpesta, mai poi mai ritornerei laggiù con te. Grazie. Una eco, questo è il primo brano, abbiamo finalmente rotto il ghiaccio, direi che per essere la prima esperienza che fate dal vivo, insomma, sta partendo bene, chiaramente qualche cosa sull'analogico che doveva essere un po' così controcorrente ci vuole, però si sa che è una situazione diversa mettersi diciamo fuori dalla propria cameretta. Allora, quindi state registrando in cameretta, cosa state combinando? State facendo un EP? Stiamo producendo, no, non stiamo ragionando in termini di album, EP, la ragioniamo a andare avanti. Andare avanti, un pezzo alla volta. Un pezzo alla volta. Nel caso diciamo delle canzoni si tratta di fare una canzone alla volta, Sì, un po' come esatto. senso. Farete anche voi tutto un discorso che farete uscire un singolo dopo l'altro? Ma in realtà non ci Tipo pensiamo poi. molto, semplicemente proviamo, produciamo E e poi vedremo. quello che vedremo. succede. È inutile farsi castelli che non esistono. Va bene, l'altro brano diciamo aveva un'origine poetica da un poeta diciamo che arrivava dalla zona balcanica. Adesso Sì, non dai mi ricordo. Balcani. E invece la prossima canzone dove ci portate? In un altro luogo della terra? È un mood diverso, un pochino più malinconico, però delicato. È quella del biglietto questa qua.
Sì, Cioè, esatto. quindi è un testo un po', diciamo... Il fatto è che è così ripetitiva che è facile confondersi. È facile, però tu hai un sistema cromatico per ricordarti le cose. Adesso non voglio svelare L'ho tutto, fatto sono oggi proprio dei pomeriggio. colori diversi che evidentemente in anni di sbattimenti hai tirato fuori. Vabbè, come si intitola questo brano particolarmente labirintico dal punto di vista del testo? Si chiama Averti e come non averti. Guardarti è come non guardarti, la luce polare, un vento solare. Parlarti è come non parlarti, parole contate, distanti anni luce. Baciarti è come non baciarti, puntura veloce, distacco precoce. Toccarti è come non toccarti, sfiorare un miraggio, maestrale libeccio. Averti è come non averti, non posso capire, soltanto aspettare. Amarti è come non amarti, non riesco ad entrare, eterno remare. Sognarti è come non sognarti, sembianze tradite, fattezze sfumate. Seguirti è come non seguirti, mi perdo tra i venti dei tuoi cambiamenti. Scaldarti è come non scaldarti, coperte o parole, gelo interstellare. Averti è come non averti, non posso capire, soltanto aspettare. Amarti è come non amarti, non riesco ad entrare, eterno remare. Salvarti è come non salvarti, continui a cadere, scappare e svanire.
Una eco qui al salotto con questo vostro mini set live, perché diciamo la prossima, se non sbaglio, è l'ultima canzone, ragazzi. Esatto, L'ultima breve ma intensa. Avete preparato, diciamo, siete pitagorici, avete fatto una cosa, diciamo, 3 pezzi e basta. Vabbè, chiaramente questo fa bene, nel senso che in qualche È un modo inizio. è un inizio, poi mette voglia di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, visto che siamo solo all'inizio. Allora, chiaramente per seguirvi, vabbè, loro lo sapranno, c'è la pagina Facebook, Instagram, solo più Instagram. Solo più Instagram e si scrive Una Eco, così come si legge. Una Eco. Very simple. Quindi seguiamoli su Instagram. Questo è l'ultimo brano, invece come si intitola? Il richiamo. Dammi una nota. Non era male come intro, comunque, se ti accordi con di lei è lui che fa le cose dietro. Questa, sembra per quasi una curiosità, roba. è la mia voce ritagliata e pitchata all'ottava alta. Però cosa? Picciate l'idea. La base è costituita da un taglia e cuci di voci. Di Voci da castrato. Sì. Ecco, però chi lo sa che nel remix poi non mettiamo un'idea, se potete mettere un'idea così di accordatura, così con la idea. Vabbè, adesso questa era un'intro alternativa, invece questa dovrebbe essere quella ufficiale. Dovrei aver capito bene. Questo brano si intitola Il richiamo, Una Eco. E tra le foglie nei suoi occhi, in fondo al mare ho l'eco di rintocchi. Scorre attorno a te, scorre attorno a te. È un fischio, un sibilo in un sogno, prurito insoddisfabile bisogno. Sta cercando te, sta cercando te. Cos'è, cos'è? Cos'è, cos'è? È come un brivido, mi prende e mi trascina su, sospeso tra le nuvole, irraggiungibile. Sto scivolando via, mi perdo dentro al vortice, dimentico l'origine del buio attorno a me. La quiete prima della tempesta, ronzio perenne dentro la mia testa, un tremito che dentro le mie ossa risveglia i miei sensi con una scossa. Un uragano atteso nel tormento, richiamo irresistibile nel vento. Sta cercando te, scorre attorno a te. Cos'è, cos'è? Cos'è, cos'è? È come un brivido, mi prende e mi trascina su, sospeso tra le nuvole, irraggiungibile. Sto scivolando via, mi perdo dentro al vortice, dimentico l'origine del buio attorno a me.
Paparapappapaira, parararapappapaira, paparapappapaira, parararapappa. Io non so che cos'è mai sotto la mia pelle e si muove dentro me. È come un brivido, mi prende e mi trascina su, sospeso tra le nuvole, irraggiungibile. Sto scivolando via, mi perdo dentro al vortice, dimentico l'origine del buio attorno a me. Paparapappapaira, parararapappapaira, paparapappapaira, parararapappapaira. Una eco, non ce l'avete il bis, non ce l'avete, proprio non ce l'hanno il bis, devono ancora provarlo, qua dovete andarli a trovare nella loro cameretta, eventualmente se stanno facendo un pezzo nuovo, a questo punto però potrebbe essere un bis vero e proprio. Bastardo. Ci sta, scusa. Decidete che bis fare, rifacciamone una così li usiamo anche per... Possiamo rifarne una che abbiamo già fatto. E come? No? Adesso La prima? non so se vogliamo fare... Espero, la prima. La prima. Facciamo la prima. Raga, la prima. Non lo so se... adesso non so se possiamo fare un sondaggio. Aiutami, proteino! Però- Aiuto! Sono nella caverna! Allora avete deciso che cosa fare come bis? Facciamo la prima, Facciamo. espero. Ma, Allora, con o senza intro lo facciamo? così stavolta sentiamo Con l'intro, magari anche la con l'intro, chitarra. vabbè. Con l'intro che sentiamo anche la Va chitarra è una cosa che ci sta. Prima la mia fatta chitarra mutata. Allora questa è veramente quello che si chiama un bis. Ladies and gentlemen, vero questo bis. era il primo pezzo che avete ascoltato, ma voi sapete come si intitola? Loro sono una eco, ce lo rifanno solo per noi qui al salotto. Vai zio! Ale! Arriva! Vabbè, allora mentre si prepara il chitarrista è sempre quello più. Vabbè, allora guarda, se siamo pronti, allora facciamo le cose fatte per bene. Io con questo brano e con diciamo anche la vostra disponibilità a fare questo bis ringrazierei tantissimo anche gli altri partecipanti questa sera qui a questo salotto veramente sorprendente. Ringraziamo Bruno De Rossi, ringraziamo gli Octoside, alla parte tecnica Sergio Olivato e Danilo Samà, ringraziamo il Lab che ci ha insomma ci ospita tutte le settimane. Vi diamo appuntamento chiaramente al prossimo martedì insomma per altre novità ed altre scoperte, e questa è la canzone balcanica di cui prima, che abbiamo sentito prima. Ladies and gentlemen, una eco. Non sto. Stai tranquillo. Fare in carogniera, non sto.